Siamo con Paolo Manca, dirigente regionale presente qui al raduno della rappresentativa allievi a Oristano. Allora, facciamo innanzitutto il punto della situazione per quanto riguarda la preparazione del torneo delle regioni. Siamo in una fase ancora introduttiva nella preparazione per il torneo delle regioni, delle categorie, di tutte le categorie che a nome del Comitato Regionale Sardegna faranno parte. Siamo a metà circa del percorso che abbiamo programmato e ancora in una fase in cui le selezioni stanno guardando a vasto raggio i possibili convocati per partecipare al raduno finale e quindi alla manifestazione nazionale. La rappresentativa allievi è sicuramente molto importante, soprattutto per l'inserimento dei giovani in prima scuola, voi che avete creduto fortemente nel discorso di fuori quota, no? Sì, è una rappresentativa importante, sono tutte importanti per la verità. Quella allievi è a metà strada del percorso che abbiamo istruito e programmato, e perciò rappresenta un punto di riferimento importantissimo per la crescita dei ragazzi. Ecco, come dirigente federale ma anche nuorese, quando si potrà avere un campo, una struttura come questa, almeno uno dei campi a Nuoro? Non è vietato sognare. Non è vietato sognare e Nuoro per un tratto del suo percorso istituzionale e amministrativo ha avuto anche questa possibilità che poi non si è realizzata per diversi motivi. Sognare non è proibito, credere nel miglioramento delle situazioni non è proibito, speriamo che la nuova amministrazione abbia effettivamente questa possibilità di poterla realizzare una struttura di questo tipo, perché sarebbe fare un grosso passo avanti dal punto di vista della crescita sportiva per l'intera città e per l'intero territorio. Un messaggio a tutti i partecipanti a questo raduno di Oristano? Un messaggio è sicuramente questo: io mi sono rimesso in gioco per quanto riguarda le rappresentative nella parte attiva. Quest'anno, dopo 5-6 anni in cui ho lasciato spazio e altri hanno seguito questo percorso, il messaggio è un momento importante di crescita, è un momento importante per i ragazzi, è come un sogno che si realizza, è come dirsi stiamo crescendo e stiamo crescendo bene, per cui auguro a tutti i ragazzi di goderselo questo momento, perché fondamentalmente per me è sempre stato uno straordinario modo di vivere. Benissimo, grazie mille a Paolo Manca.